situazione a questa mattina? L'incendio oramai è sotto controllo dopo l'estenuante lavoro delle nostre squadre che da ieri sera dalle 21:30 circa hanno operato nel sito, quindi circoscrivendo l'incendio e salvando la parte di magazzini non intaccati dall'incendio. Purtroppo c'è stata una perdita di 4.500 metri quadri di superficie destinata a logistica con della merce dentro, e quindi i danni sono abbastanza ingenti. Che tipo di merce all'interno? Merce varia che poteva andare da genere alimentari a roba da abbigliamento, roba di logistica. Le difficoltà maggiori nell'intervento, visto che è stato massiccio? L'intervento è stato un po' difficoltoso per la penetrazione all'interno, anche perché poi, data anche la condizione meteorologica di ieri sera, che pioveva, quindi grosse raffiche di vento con precipitazioni, e anche poi la penetrabilità delle squadre all'interno non è stata facile, perché all'arrivo sul posto, mi dicano i colleghi precedenti, la situazione era già compromessa con le fiamme abbastanza alte e l'incendio era generalizzato a tutta la superficie del capannone. Che ora è l'allarme esattamente? 21:30 di ieri sera circa. Quanto ci vorrà ancora? Ci vorrà oggi, tutto il pomeriggio di oggi, andremo avanti fino penso a domani mattina. Quante squadre impegnate finora? Le squadre impegnate finora, ora abbiamo 20 uomini per circa 3 squadre impegnate, e altrettanti ieri sera una trentina di uomini sono stati impiegati per la circoscrizione dell'incendio e tutto quanto. Vigili del fuoco della centrale di Treviso, Montebelluna, Asolo e anche Conegliano. Da dove si sono sviluppate le fiamme? Ora questo stiamo valutando da dove si sta sviluppando l'incendio, perché l'incendio ha avuto una massima eruenza, quindi da stabilire, le indagini sono in corso. Quindi. C'erano persone all'interno al momento? C'era soltanto la madre del titolare che si era trattenuta, che ha sentito e ha dato l'allarme, insieme poi ai vicini che hanno visto le fiamme. Quindi sono in corso anche gli accertamenti da parte dell'ARPAV sui campionamenti del monitoraggio dell'inquinamento anche. C'è pericolo di crolli ulteriori? Sì, c'è pericolo di crolli ulteriori, anche dovuti al raffreddamento, ora il cemento termico che ha avuto il capannone, che è stato sottoposto a uno stress termico, e quindi durante il raffreddamento ci possono essere dei crolli parziali anche dell'edificio delle strutture in calcestruzzo precompresso.